Allora, siamo arrivati alla 14ª festa delle Meridiane, quindi un bel numero, no? E la volontà naturalmente è quella sempre di proseguire con questi intenti. Anche quest'anno la festa è ben nutrita, organizzata in primis dalla Proloco di Aiello Ioannis, dal Circolo Culturale La Marca, dal comune di Aiello. Abbiamo qua presente il signor sindaco Roberto Festa, che poi ci porterà il suo saluto, e anche della vice sindaco Lidia Valle, e quindi queste tre, diciamo, enti o associazioni uniti hanno organizzato questa festa delle Meridiane con serate di musica per quanto riguarda il venerdì sera, sabato e anche stasera, e poi mercatini che avete visto, no? E con diverse iniziative, diciamo, di musica durante la giornata. E per quanto riguarda invece le Meridiane, abbiamo due bellissime mostre, no? La nostra classica mostra fotografica delle Meridiane del Friuli Venezia Giulia, Meridiane antiche e moderne, e poi anche una splendida mostra di Meridiane da viaggio di Ennio Vanzin da Treviso, che poi tra l'altro ce ne parlerà, sarà lui il primo relatore di questa conferenza. Dall'altra parte invece del museo, ecco, il museo è il museo della civiltà contadina del Friuli Imperiale. Ringraziamo il conte Formentini che ci dà sempre l'opportunità di usufruire di questa struttura museale non indifferente, e anche di aver potuto realizzare qui il cortile delle Meridiane. E quindi dall'altra parte abbiamo altre due mostre, una mostra di Eleonora Orso, che è qua che ci ascolta, no? Eleonora Orso, con la sua tecnica del batik, ha voluto fare al Circolo Culturale La Marca un magnifico omaggio, e praticamente lei ha dipinto sulla tela il primo premio del vincitore delle Meridiane di Aiello 2014. Una meridiana che funziona, e alle nostre latitudini, basta esporla a sud. Qui abbiamo l'ognomone leggermente in trasparenza, e vi invito naturalmente a visitare poi la sua mostra per conoscere questa tecnica orientale, insomma una cosa molto molto bella. E poi lei sarà a disposizione, ma nel pomeriggio, quando daremo al vincitore questo magnifico premio, in poche parole lei descriverà come è stata realizzata. Quindi grazie Eleonora di questo bel omaggio fatto alla festa delle Meridiane di Aiello. E dopo questa mostra c'è anche un'altra mostra, una bellissima mostra legata molto al mito e alla storia di Anna Degedath. Tutte e due queste autrici sono locali, sono nati qua proprio ad Aiello. Bene, poi la manifestazione per quanto riguarda le Meridiane prosegue con un inno al sole. Ci sarà il gruppo dei giovani della scuola di danza di Palmanova che a mezzogiorno qui si esibiranno, speriamo che il tempo ce lo possa anche permettere. E alle 17:15 arriverà la banda di Castiglions di strada, la banda Gioacchino Rossini, e mi auguro che voi tutti possiate rimanere, perché andremo ad inaugurare le 4 meridiane che quest'anno sono state realizzate. 4 meridiane molto belle. Quest'anno infatti c'è naturalmente difficile anche la votazione. Una prima meridiana con uno sciame di farfalle, la seconda invece il tema sono gli uccellini per ogni mese, quindi è un uccellino diverso, partendo da dicembre, per dire, con il petirosso, quello svincero, la cinciallegra e via dicendo. Nell'asilo invece i bambini con le insegnanti hanno realizzato una bellissima meridiana d'angolo, quindi 2 meridiane, e l'ultima che abbiamo invece il tema è la musica, ma ne parleremo oggi pomeriggio
anche perché al termine della presentazione delle 4 meridiane, tutti quelle persone che aderiranno potranno dare il proprio voto, che avrà un peso del 25% questo voto. L'altro 25% può essere dato fino a mezzogiorno di oggi, per alcuni giorni molte votazioni sono arrivate tramite internet, collegandosi al nostro sito ilpaesedellemeridiane.com, mentre l'altro 50% di peso di questa votazione è già stato fatto una settimana fa da 7 persone che abbiamo coinvolto. Sono 2 architetti, un astrofilo, un fotografo e 2 insegnanti. Hanno già dato il loro voto e quindi abbiamo questo peso mediato, no? E vedremo quali delle 4 meridiane riceverà il maggiore voto. E quindi vi invito oggi pomeriggio a non mancare.